Invertite l'occhio radicato nel sangue. Vi aspettiamo numerosi al palazzetto. Lotteremo insieme per una grande stagione. Vi aspettiamo al palazzetto! Invertite l'occhio radicato nel sangue. Vi aspettiamo numerosi al palazzetto. Lotteremo insieme per una grande stagione. Vi aspettiamo al palazzetto! Invertite l'occhio radicato nel sangue. Vi aspettiamo numerosi al palazzetto. Lotteremo insieme per una grande stagione. Vi aspettiamo al palazzetto!
Bene signori, la più cordiale buonasera da parte di Fabrizio Ercolini e Giulio Arnolieri. La più cordiale buonasera, avevamo detto, da parte di Fabrizio Ercolini e Giulio Arnolieri. Noi siamo qua in diretta, mi pare che ci sia qualche problema, ma lo lasciamo alla regia, vediamo un po' se poi riesce a risolvere. Sì, niente, tutto fatto. Dicevo, questa sera, oltre all'intervista agli allenatori, abbiamo anche, prima della gara, per il trofeo Bonacossa, il trofeo Giulio che, se non vado errato, premia la società più vincente per quanto riguarda l'intero settore, perché insomma il Forte Marmi si aggiudica già da diversi anni, si è aggiudicato forse. Sì, perché tiene conto di tutta l'attività, quindi Serie 1, Serie 2, Serie B, giovanile, femminile, tutto, e quindi è chiaro che il Forte Marmi presente in tutti i campionati e con risultati non indifferenti sia a livello di prima squadra con la finale scudetto, terza con il Tristano, sia anche a livello giovanile. È chiaro che ha ottenuto un punteggio più alto anche quest'anno. Bene, prima però di andare a analizzare e a parlare di questa gara, che è sicuramente importantissima, si gioca l'8ª giornata fra Centro Porsche Firenze, Hockey Club Versilia Forte dei Marmi e Follonica Galileo, io devo comunque salutare un'amica che questa sera avrebbe dovuto essere qui con il suo gruppo della Matle Group Versilia, Paola Coluccini, che purtroppo ci ha lasciato con molto anticipo, 53 anni, e questa sera avrebbe dovuto essere proprio qui per il servizio d'ordine antincendio, ma purtroppo non è così, perciò ovunque sia chiaramente a lei va il mio e credo il nostro saluto da parte di tutti noi. Intanto vediamo le formazioni che scendono in pista, ma noi ovviamente siamo qui per commentare una gara di hockey, sempre nel ricordo anche di Paola, ma comunque a commentare quello che succederà in pista, Giulio. Perciò Forte dei Marmi Follonica, la seconda e la terza, 2 punti di differenza, se non che il Forte dei Marmi ha una gara in meno. Cioè, gara sicuramente un esame di maturità da una parte e dall'altra. Sì, sicuramente, anche perché il Forte dei Marmi, vincendo, riscavalcherebbe il Tristano, che nel frattempo ha vinto la partita per 2-0, la partita contro il Montebello. L'avversario, come appunto testimonia la classifica stessa, è un avversario da non sottovalutare assolutamente. Follonica non ha bisogno di presentazioni, è una squadra che ha sempre reso difficile la vita al Forte dei Marmi. Gli ultimi incontri, a parte quello del trofeo di inizio stagione, gli ultimi incontri ufficiali sono le semifinali scudetto della scorsa stagione, in cui i rossoblù riuscirono ad avere la meglio in 4 partite, se non vado errato, ma molto combattute, quindi sarà una partita di grande interesse, e sia, come dicevamo, per l'interesse di classifica, ma poi anche perché comunque è un derby toscano sempre molto sentito. Bene, dunque il derby del Tirreno, e allora andiamo a vedere formazione e allenatori, iniziando magari dalle parole di Silva, ma intanto vediamo la formazione. Dunque la formazione del Follonica, con il numero 29 Leonardo Barozzi, con il numero 4 Federico Buralli, neoacquisto, proviene dal Castiglione, bomber che ha giocato a Castiglione nelle ultime stagioni. Davide Panini con il 5, il bomber assoluto con 12 reti al 4º posto nella specifica. E poi abbiamo con il numero 7 Federico Pagnini, il capitano, con il numero 9 Marco Pagnini, l'ex, 49 per Mattia Maldini, 57 per Oscar Bonarelli, 75 per Fernando Nontigel, 77 per Alberto Capicciu, con il 96 portiere a sostegno Ernesto Maggi. L'allenatore, come dicevamo, il signor Sergio Silva, che andremo a sentire le parole nel pre-gara. Vediamo se dalla regia partiamo in questo momento. Eccoci qua. Centro Porsche Galileo, un esame maturità da una parte e dall'altra. E dunque penso una gran partita con 2 grandi squadre, una che l'obiettivo è vincere tutto, l'altra che l'obiettivo è dare fastidio a queste che vincono tutto. Penso che sarà una gran partita. Senza ombra di dubbio 2 squadre che hanno una difesa eccezionale, e davanti e da una parte e dall'altra 2 bomber, Pagnini e Ambrosio, insomma
Banini, scusa Ambrosio, possono fare veramente qualsiasi risultato in qualsiasi posto. Stasera hai preparato qualcosa di speciale oppure è il Follonica che conosciamo? Non ho avuto tempo, noi siamo entrati lunedì della trasferta europea. No, spero di vedere il solito Follonica, perché se vediamo il solito Follonica penso che possiamo dire la nostra, è quello che vogliamo. Abbiamo molto rispetto per quello che abbiamo davanti, ma non abbiamo paura di nessuno. Ha parlato dei portieri, dei due giocatori singoli che sono fantastici tutti e due, ma io penso che ci sono tanti altri che possono dire la sua. Un'ultima domanda velocissima: soddisfazione di allenare tutti i ragazzi del luogo, se escludiamo ormai anche Monticello, lo possiamo considerare mare in mano? Sì, abbiamo Nando come l'unico straniero, Leo come Viareggino e poi abbiamo 10 ragazzi di casa. Penso che si vede. Era ed è un obiettivo della società, penso che stiamo facendo bene con questo obiettivo, cerchiamo di portarlo più avanti possibile. Bene, io mi auguro di vedere. Allora, prima di vedere la formazione rossoblu, vediamo anche il trofeo Buonacossa, il trofeo che premia, come abbiamo detto, Bindi in pista a ritirare il premio che verrà consegnato dal presidente regionale Mario Tindi. È un premio importante perché va a premiare il lavoro di tutta la società, perciò a tutti i livelli, e non la singola squadra eccetera, perciò insomma è veramente un trofeo molto importante questo, Giulio, sì, cioè dà segno di una sanità, infatti di una società che guarda non solo al vertice ma anche alla base, no? Quindi è molto molto importante. È un trofeo che molte volte è stato vinto dal Forteneva, mi ricordo in anni molto arretrati l'ha vinto anche lo Sporting Viareggio, se non vado errato, ma è sicuramente un trofeo appunto che è praticamente va a premiare la società più completa nel vero senso della parola. Bene, intanto vediamo a centropista per la foto di rito il presidente regionale della Federazione Italiana Sport Rotellistici Mario Tindi insieme al patron dei rossoblu Antonio Bindi, che adesso si attarda a salutare la squadra ospite. Intanto sono una quindicina i tifosi giunti da Follonica, gli Eagles, da ormai gruppo storico, e vediamo noi mentre scorrono le immagini la formazione dei rossoblu, formazione del Centro Porsche Firenze Versilia Hockey Forte dei Marmi, con il 22 capitano e portiere Riccardo Gnata, con il 5 Federico Ambrosio, con il 9 Pedro Gil, con il 26 Elia Cinquini, 55 per Joao Galbas, 57 per Francesco Rossi, 77 per Francesco Compagno, 87 per Francisco Ipignazar, 99 per Enrique Torner, 35 per Mattia Tahiti, l'allenatore è il signor Alessandro Bertolucci. Gli arbitri di questa sera, il signor Filippo Fronte e Simone Brambilla, coadiuvati al banco dei cronometristi dal terzo arbitro Donato Minonne. Giulio, niente, come diceva non abbiamo tempo per sentire le parole di Bertolucci in prepartita, perché ormai le squadre si stanno preparando per la partenza, e mi diceva che insomma ha cercato di caricare i ragazzi proprio per il fatto che superare questa gara vorrebbe dire anche, al di là dell'aspetto classifica, un'iniezione per la squadra ma anche per i singoli giocatori. Sì, senz'altro, anche perché, ripeto, è una partita che vale, come si suol dire, ma in questo caso più che mai, più dei 3 punti che ci sono in palio, e poi di 3 punti che, se il Porteremare li conquista, significano il primo posto. Però vale perché comunque si ha di fronte una squadra che è partita molto bene in questa stagione, il Follonica, che forse ecco, diciamo, è andata anche oltre un pochino di quelle che potevano essere le attese della vigilia. Una squadra
molto basata, a proposito del trofeo Buonacossa, no? Che se non sbaglio l'anno scorso l'aveva vinto il Follonica, non vorrei sbagliarmi. È una squadra che è formata per 8 decimi da prodotti del vivaio e manca una pedina importante come Francesco Banini, quindi gli unici tra virgolette stranieri sono Montigel e Barozzi, ma tutti gli altri sono prodotti del vivaio follonichese. Questo già la dice lunga, che è una squadra formata per 8 decimi da propri prodotti sia al terzo posto in classifica. È sicuramente una cosa molto bella non solo per Follonica ma per tutto l'hockey italiano. Come diceva poc'anzi Silva, allenatore del Follonica, questo è quello che chiede la società. Follonica che è in pista con Barozzi fra i pali, Federico e Marco Pagnini, Davide Vanini e Fernando Montigel. Dalla parte dei rossoblù abbiamo ovviamente Riccardo Gnata fra i pali, Galbas, Pignazar, Compagno e Ambrosio. Intanto ci prova Vanini, sfera che si alza, la punizione in favore dei rossoblù. Compagno per Galbas, Galbas che cerca il varco, avanza in fascia destra, dietro porta per Compagno, gestisce la sfera per il tentativo di Pignazar, la sfera però è rigirata ancora per Galbas, all'indietro Compagno, percussione, supero di Compagno, il tiro, la deviazione di Marco Pagnini che spedisce la sfera fuori dal rettangolo di gioco e la punizione in favore dei rossoblù. Tutto pronto per la rimessa in gioco, vertice bassa alla destra di Barozzi, battuta la sfera, Galbas in possesso di pallina, cerca un varco, poi trova dietro porta Compagno, Checco Compagno per il tentativo di prima intenzione da parte di Ambrosio che però si impenna, la sfera recuperata dal Follonica che la gira lunghissima per Marco Pagnini, Pagnini punta la porta, poi serve Vanini, bomber di qualità eccelsa in forza al Follonica, poi un po' di batti e ribatti, è proprio Vanini che ne esce per Pagnini che la gira dall'altra parte per il nulla, la riconquista Ambrosio e c'è il fallo, dice l'arbitro, da parte di Ambrosio. La trattenuta di stecca mi sembrava fosse esatto, vediamo, mi sembrava insomma si sono trattenuti la stecca Ambrosio e Vanini. L'arbitro ha assegnato la punizione ai biancazzurri maremmani. Tutto pronto per la battuta, è la formazione del Golfo che manovra con Marco Pagnini per Federico, da questi a Montigel dietro la porta avversaria, chiama i suoi allo schema. Montigel ancora, cambio di posizione con Fede Pagnini il capitano. Montigel che cerca di liberarsi, la sfera torna all'indietro per Pagnini, Marco Pagnini, il tiro accompagnato, tentativo di deviazione che non riesce, fuori dallo specchio della porta. Si lotta adesso alla meglio Montigel, mantiene il possesso di sfera, ancora lui per Fede Pagnini che cerca poi e trova i 45 secondi, no, non ancora, dunque pallina sparata lontana, la recupera Compagno, cercava Montigel adesso il tocco di Gnata che c'è stato, ma la sfera è per Compagno che supera due avversari, la mette dietro porta per Ambrosio, cerca di farsi vedere Pignazar, la sfera per Compagno di prima intenzione, rimane lì, ci prova anche Ambrosio, niente da fare, rilanciato il contropiede dei biancazzurri con Fede Pagnini che scivola a terra ma riesce comunque a tirare, la sfera adesso è riconquistata da Fede Ambrosio, il missile di Ambrosio, la risposta di Barozzi che si lamenta con i suoi. Adesso alla balaustra si lotta in quattro, alla meglio Compagno, la serve ai Pignazar. Giulio, 30 secondi, due occasioni per parte. Sì, infatti questo è il bello dell'hockey poi, no? Sì, due occasioni, fra l'altro il primo tiro di Compagno è stato molto bravo Barozzi a parare, dalla parte opposta è stata un'azione un po' confusa ma comunque il tiro è arrivato lo stesso a Gnata e poi subito sulla ripartenza Ambrosio dal limite anche lui ha impegnato Barozzi. Del resto sono squadre queste che hanno la capacità di andare in rete con tutti gli uomini, quindi c'è da stare attenti l'uno dell'altro per tutti, non ci si può distrarre indipendentemente da chiunque sia in pista. No, senza ombra di dubbio. Intanto la sfera è riconquistata dal Forte dei Marmi con Compagno che toglie il tempo a Fede Pagnini, dall'altra parte Pignazar che ci prova a metterla sul palo lontano ma c'è l'intervento di Montigel, scatta il contropiede del Golfo, attenzione Marco Pagnini, il tiro, Gnata si impegna,
e la spara fuori dal rettangolo di gioco. Ancora un'occasione prima del rossoblu sulla ripartenza, pericoloso il Follonica quando mancano 21 e 27. Follonica che è andato già un paio di volte ad impensierire il portiere Riccardo Ognata. Un fallo a carico del rossoblu, a quota 0 il Follonica. La battuta, Monticelli in possesso di sfera per Fede Pagnini. Fede Pagnini che è costretto ad uscire, cambia di posto con Monticel. Nando Monticel cerca il piazzamento dei compagni, poi ancora dietro porta per Pagnini. Tanto Monticel controllato, la sfera all'indietro per Marco Pagnini, attaccato molto bene da Ambrosio che porta via sfera, forse subisce anche fallo, l'arbitro preferisce non fischiare e far continuare l'azione. Galbas, grande pressing di Ambrosio, Ipignazar in possesso di sfera, da questi Ambrosio, Ipignazar cerca di aprire il varco, vede Ambrosio ancora all'indietro per Galbas, il missile di Galbas rimane lì, poi Ipignazar non riesce a trovare la posizione, ancora per il palo di Ambrosio sul filtrante importante, e questa è l'occasionissima più ghiotta. Poi Galbas recupera sfera, ancora lui, fa tutto da solo e Barozzi deve compiere il miracolo. 2 occasioni in un secondo, attenzione dall'altra parte, questa volta è ancora il Forte dei Marmi che torna in avanti, la martellata, ci pensa Pagnini. 2 occasioni per il rosso-blu limpide, sventate, una dal palo e una da Barozzi. Dall'altra parte Riccardo Ognata è impegnato da Fede Pagnini sul tiro di prima intenzione. E non è una partita rilassante per i portieri, è questa. Senza ombra di dubbio. Intanto Ambrosio ancora in possesso di sfera. Ma proprio pensando al Follonica, no? Cioè, tutti i giocatori che sono in pista sono tutti potenziali. Intanto una parata ancora di Barozzi con Ambrosio che finisce a terra in area. Dicevo, tutti i giocatori del Follonica potenziali finalizzatori e lo sono stati nel recente passato proprio contro il Forte dei Marmi. Monticel, Davide Banini che è il miglior realizzatore finora, Federico e Marco Pagnini. 19-23, 0-0 risultato, buone occasioni da una parte e dall'altra, gara importante, giocata molto bene. Forte dei Marmi che fa partita, il Follonica che ha delle ripartenze fulminanti. Adesso Ipignazar per Ambrosio, ancora Ipignazar, ci prova, niente da fare, la sfera rimane lì, ma l'arbitro dice che c'è il fallo di Ambrosio su Fede Pagnini, la punizione in favore del Follonica, e c'è Barozzi che cerca di chiamare l'attenzione degli arbitri. C'è da sistemare la porta, lo fa in questo momento Ambrosio. Tutto pronto, chiesta la distanza, Davide Banini in possesso di sfera, la dà lunga per Marco Pagnini, per Banini ancora, per Monticel che ha un varco, poi costretto ad allargarsi per l'intervento di Ambrosio, smanaccia nel 2, poi c'è il fallo di Monticel a mio avviso, che è vero che siano spintonati. Monticel, rivediamo se è possibile un replay, alza la gamba, estende Ambrosio che gli aveva portato via sfera, si erano spintonati a vicenda, eccoli qua, poi nel momento in cui cade il piede di Monticel aggancia Ambrosio e c'è il blu. Poteva, qui è un'interpretazione da fare in una frazione di secondo, poteva considerarlo forse involontario, però ci può anche stare. Dunque sono passati 6 primi e 18, c'è il blu a Monticel, di prima se ne incarica Ambrosio, adesso un conto è ottenerla, un conto è trasformarla. Anche perché sono 2 nazionali che hanno condiviso molte esperienze insieme in azzurro. Ambrosio contro Barozzi, occasione ghiottissima per il rosso-blu, parte Ambrosio, Barozzi dice no, rimane lì, ci prova ancora e ancora Barozzi, buono il tiro ma altrettanto buono, e adesso ci sono i 2 minuti di inferiorità e Bertolucci effettua il cambio dentro una punta d'area di rigore come Chicco Rossi a fargli spazio ai Ipignazar. Ci prova adesso Compagno, niente da fare, Rossi recupera ancora sfera e recupera i 45 secondi. Galbas per
Ambrosio, Galbas ancora per Rossi, Galbas, il missile di Galbas murato, la recupera Rossi. Ancora Galbas per vie centrali, il guantone di Barozzi a dir di no. Ambrosio trova il varco, prova a accompagnarla e questa volta Barozzi deve fare il miracolo. Poi la sfera è recuperata dal Follonica ma la perde Marco Pagnini e dunque Chicco Rossi può impostare l'azione. Intanto se ne è dato un minuto di superiorità con due parate importanti di Barozzi, ma di fatto nessun cambio di risultato. Ci prova Chicco dalla media distanza, niente da fare. Galbas per Chicco, ancora per Galbas, per Chicco, Galbas ancora nello stretto, praticamente tutti in area di rigore. Ancora Galbas, la possibilità della conclusione, poi scivola al momento della ribattuta Chicco Rossi che va a impensierire l'avversario, ma attenzione che è Pagnini che recupera sfera e poi la fa girare per Federico Pagnini che torna a ritroso e la spara lunghissima. Vanini, pronto Monticella all'ingresso in pista, sfuma questa superiorità numerica. Attenzione alla ruba, Galbas per Rossi, per Galbas, per il tentativo, ma subentra nel momento giusto al posto giusto Giulio. Sì. Rumoreggia al pubblico e ha perfettamente ragione, qui ci poteva stare tranquillamente un blu ai danni di Ambrosio. L'arbitro l'ha giudicata diversamente, ma ha ragione Monticella, insomma, per lo stesso fallo prima è stato cacciato con il blu, perciò niente da fare. Non solo parato il tiro da parte di Barozzi, ma poi si supera anche l'inferiorità numerica. Ci prova il Forte dei Marmi e intanto il primo cambio arriva anche per la formazione del Golfo. È entrato con il numero 4 Buralli, bomber del Castiglione lo scorso anno. Al salire di posto è Fede Pagnini, altro giocatore che la porta la trova molto bene, Buralli. Sì. Ancora Buralli in possesso di sfera, tocca la prima pallina, attaccato, cerca il varco, su di lui è Galbas, poi Buralli, ma arriva Compagno e gli porta via bene sfera. Compagno finta il tiro, poi la piazza sul palo lontano, la trattenuta. No, questa volta non sono assolutamente d'accordo, la trattenuta di Panini su Chicco Rossi era vistosissima, poi finisce a terra Panini. Comunque niente di fatto e torna in avanti il Follonica con Buralli. Buralli in possesso di sfera, Galbas su di lui, sfera dietro porta per Davide Panini. A controllarlo c'è Compagno, Galbas su Buralli e c'è il fallo con la stecca fuori dall'area di pertinenza di Riccardo Ognata, per attendere il fischio dell'arbitro. Battuta in questo momento Davide Panini dietro porta per Monticel che resiste alla pressione e poi la spara all'indietro per Pagnini la tira ma esce fuori dallo specchio della porta, il rimbalzo lo favorisce e può dunque il Follonica continuare a manovrare. Montigel all'indietro, Buralli, il blocco, insomma questo pretendere che non venga fischiato mi pare un po' troppo. Intanto fuori Ambrosio, dentro Ipignazar che era stato sostituito per dare maggiore profondità durante la superiorità numerica. Compagno per Chicco Rossi, Rossi per Compagno, schiacciata la balaustra, l'arbitro dice che non c'è fallo, può ripartire Davide Panini per i suoi. Pagnini adesso per Buralli, Buralli dietro porta, attaccato da Galbas, ancora per Pagnini, Pagnini cerca un compagno, non lo trova ma trova Chicco Rossi che riparte in azione solitaria, va alla conclusione, sfera che rimane lì, se ne impossessa Galbas, la gira dietro porta per Chicco Rossi,
Ancora Rossi aspetta il piazzamento, poi la cambia con Ipignazar, sponda destra. Ipignazar ci prova con l'alza e schiaccia in uscita, ma Barozzi fa buona guardia, sfera in avanti per Davide Panini che poi la spara nel nulla. Ancora Ipignazar in possesso di pallina, finta il tiro, poi decide di ragionare, la sfera è per Torner, subentrato, tocca la prima sfera Torner, da kick Torner a Rossi, e in pista anche Gil, dunque turno di riposo per Compagno. Insomma, già pensare che una squadra possa giocare 11 minuti senza Torner e Gil, no? Fa capire la lunghezza della panchina del Forte dei Marmi. Senza ombra Gil, soffia sfera, il tiro di Gil, fa la barba al palo lontano. Appena entrato, subito un'occasionissima per il Pedrito, poi adesso è Buralli che ci prova, passa al lato abbondantemente. Anche questa, Gil ancora in possesso di sfera. Gil, il mischia Gil, Pedro, Pedrito, il re, Gil! È entrato, primo tiro, prende la misura, secondo tiro, porta in vantaggio 13-19 alla fine. Gil 1-0 per il Forte dei Marmi. Quello che è straordinario delle reti di Gil è che i portieri ora non è più come 20 anni fa, sanno benissimo come sanno tirare i giocatori, tutti sanno che Gil tira di lì e nessuno riesce a prendergli i tiri, quindi questo qualcosa significa. Piazzatissimo, e il time out è chiesto subito da Silva che vuole ragionarci sopra. Di fatto entra Pedro Gil, il primo tiro appena entrato dopo una manciata di secondi, fa la barba al palo lontano, era forse la sua posizione preferita, da sinistra verso destra, poi recupera una sfera a centropista, arriva all'altezza della tre quarti e questa volta la martellata è come del martello di Odino, non c'è pericolo, si insacca alle spalle dell'incolpevole Barozzi. Di fatto 1-0, ma ovviamente tutto da vedere, tutto da giocare. Gol straordinario del campionissimo il Pedrito Pedro Gil. Intanto vediamo che il Forte dei Marmi, ricordiamo, in pista con Gnata fra i pali, Rossi, Gil, Torner, Ipignazar, dall'altra parte Barozzi, Davide Panini, Montigel, Buralli e Marco Pagnini. Intanto fa il suo ingresso in pista Bonarelli, se non vado errato, con il numero 57 esatto, a fargli posto è Davide Panini. E si riparte ovviamente 1-0 quando mancano 13 minuti e 13 alla fine del primo tempo, è praticamente il nulla, ed è Pagnini che manovra, Gil che va a disturbarlo, gli porta via sfera, la serve a Ipignazar per Gil, percussione di Gil, finisce a terra e l'arbitro assegna il fallo di squadra a carico del Follonica. Dunque 4 rossoblu, 1 Follonica. Si riprende a giocare, 2 Follonica adesso, sfera in profondità per Chicco Rossi, Rossi per Torner, Torner controllato, sfera all'indietro, Ipignazar per Gil, ancora per Ipignazar, da questi a Torner, Gil per Chicco Rossi, manovra Rossi all'indietro, Torner, e il Nigno attaccato, resiste alla carica, esce da dietro porta, serve Ipignazar che poi cerca il palo lontano per Rossi. Siamo ai limiti dei secondi, niente poi Rossi per recuperare il 45, cede sfera al Follonica, dunque Follonica che torna avanti con Nando Monticelli. Metà esatta del primo tempo, occasioni da una parte e dall'altra. Forse Giulio più gioco del rossoblu, ma le ripartenze del Follonica pericolosissime. Ma sì, del resto il tema tattico è quello, non si può pensare che il Follonica venga qui a cercare di imporre il proprio gioco, sia per il differente potenziale fra le due squadre, riparte Torner, sia anche perché comunque il Forte dei Marmi gioca in casa e ha, ripeto, quello che ha come potenziale, ma Silva sta facendo interpretare al meglio la partita ai suoi, che del resto non partono col favore del pronostico, e quindi sarebbe un po' scriteriato buttarsi in avanti a testa bassa per la formazione del Follonica. Un allenatore intelligente come Silva penso che un errore del genere non lo farebbe mai. Assolutamente. Intanto è il Forte dei Marmi che manovra il passaggio sul palo lontano per Ipignazar che riconquista la sfera ma è costretto a girarla all'indietro. Chicco Rossi per Pedro Gil, la percussione di Pedro,
l'appoggio per Torner, però è spintonato fuori dall'area Chicco Rossi, che adesso ci prova in maniera errata, e dunque il Follonica può tornare in avanti con Buralli. Si rifugia dietro la porta di Riccardo Gnata, giocano molto dietro porta i ragazzi di Silva. Ancora Buralli, adesso la sfera è per Bonarelli, al centro per Pagnini, ma costretto ad allargarsi per l'intervento di Pignazar, che poi gli va a sradicare sfera in maniera pulita. Tanta roba il ragazzo, tentativo dalla lunghissima distanza per il tentativo di deviazione di Gil, che viaggiava come il vento, ma attenzione che è Buralli che se ne va, poi chiusa all'angolo, deve rimpostare l'azione, la formazione della Galileo, lo fa con Pagnini, poi arriva Chicco Rossi con l'ausilio di Torner, Rossi supera un avversario, poi cerca il tiro a effetto che non riesce, Bonarelli la carica ma passa al lato, e dunque ancora Gil per Chicco Rossi, Rossi per Gil, percussione di Gil, passaggio e tentativo di metterla sul palo lontano, accompagnata, niente da fare, Pignazar per Torner. In questa occasione Gil ha fintato il tiro forte e l'ha fatto, non è venuta l'angolazione, ma se no era molto pericoloso, perché Barozzi aspettava la conclusione violenta, invece lui ha fatto un tiro rasoterra angolato. Sì, i famosi tiri accompagnati che si vedono raramente, però una volta si usavano molto di più, eppure è anche un modo di tirare che insomma riesce a togliere i tempi perché non c'è preparazione. Adesso il tiro di Chicco Rossi si impenna sulla stecca di Marco Pagnini. Uno specialista di tiri accompagnati era Montivero, Martin Montivero, bravissimo, ha fatto tanti gol, mi ricordo uno proprio con il Follonica, quello galattico, che mise un tiro accompagnato sotto la traversa una volta che il Centro Giovani batté in regular season, poi chiaramente nei playoff andava a finire sempre diversamente con quel Follonica lì, come succedeva con tutti quelli che avevano a che fare con quel Follonica lì. Senza ombra di dubbio, intanto è Torner che recupera la sfera, poi tenta il tiro ma l'arbitro assegna il fallo, e dunque il Follonica torna in avanti. Forte Marmi che è tornato in pista, Ambrosio al posto di Chicco Rossi, dunque rotazione fra le punte. Fede Ambrosio, ricordo, sono 19 le reti nelle prime 6 gare, capocannoniere della Serie A1, ma insomma stasera avrà di che tribolare per andare in porta, perché insomma la coppia difensiva del Follonica è di tutto rispetto. Intanto Ambrosio per i Pignazar che si allarga per Torner, ma c'è l'intervento, attenzione che scatta il contropiede, poi cicca il tiro Buralli, la recupera dunque Gil arriva fin dietro porta, poi si ferma, fa fuori un avversario, arriva in porta, la traversa di Pedro, grandissima giocata, una cristiana mostruosa che ha messo a terra l'avversario, ha permesso di liberarsi, è andata alla conclusione, la traversa gli ha detto di no, la punizione è ovviamente in favore del Follonica che adesso attacca, e a difendere troviamo Elia Cinquini subentrato ai Pignazar. Poi qualcuno si domanda come mai Alessandro Bertolucci ha voluto a tutti i costi Pedro Gil. Il Forte dei Marmi ha praticamente già rotato l'intera panchina, e c'è adesso il fallo a carico dei rossoblù, diventa il quinto fallo di squadra, il contatto fra Torner e Bonarelli, c'è la punizione al vertice bassa alla sinistra di Riccardo Gnata quando mancano 8:30, il risultato 1-0, premia la martellata di Gil all'11:50. Tutto pronto, battuta in questo momento, sfera dietro porta per Montigel che cerca di metterla al centro per Bonarelli, che però è costretto a uscire dalla zona calda, la cambia adesso per Montigel, ancora lo scatto di Montigel, poi rimane colpito al volto in maniera del tutto fortuita Torner, che si lamenta con l'arbitro, dice che ha preso una manata da Montigel, mi sembrava insomma che si spintonassero. Di fatto la sfera era del Follonica e torna del Follonica, chiesta la distanza,
battuta Monticelli, cerca il varco, attenzione che lo trova, poi cerca un tocco sotto gamba che non dà frutto e dunque il Forte torna in avanti con Torner per Ambrosio, da questi a Cinquini, si allarga Cinquini, serve Gil, chiama Gil, Torner, dietro porta per Ambrosio, Ambrosio ancora, ci prova ma non ci riesce, adesso 2 su Torner, la spallata, la sfera è ancora per il rosso-blu e c'è questa volta il fallo netto di Banini, a mio avviso c'era anche poc'anzi, ma sono stati 3 di falli in sequenza. intanto la sfera dall'altra parte proprio per Banini, comunque di fatto il tentativo di Banini, la sfera che schizza lontana, poi la tocca Riccardo Gnata fuori dall'area di competenza, la punizione in favore del Follonica. 7:24 alla fine, 5 falli rossoblu, a quota 3 il Follonica, 1-0 paga il gol di Cil, una martellata dalla media distanza. All'11° Follonica che attacca, Forte dei Marmi che deve difendersi, è il centro Porsche schierato, Monticelli per il tentativo di prima attenzione ma fa buona guardia Ambrosio che se ne va, finisce a terra Ambrosio, sinceramente questo mi sembrava più blu di quello di prima, che stava andando in porta, è messo giù, l'arbitro assegna questa volta il fallo di squadra, se un blu doveva essere fischiato era questo rispetto a quello precedente. Comunque di fatto per asciugare la pista. E Bonarelli prima ha fatto l'errore che facciamo anche noi, no? Nel senso che Ambrosio la pallina gli ha picchiato addosso e sarebbe entrata in porta, ma ovviamente con le nuove regole così non si può, non vale più, e questo è tanto l'amica Cristina che asciuga la pista sottolineata dal coro degli Eagles. Dunque tutto pronto, si può riprendere a giocare. Forte dei Marmi in possesso di sfera, 1-0 risultato, 5-4 falli a carico del rosso-blu. Gil e Torner sulla sfera per l'uscita da porta di Ambrosio. Torner si allarga, attaccato, deve trovare una soluzione, la trova su Gil, lo scatto di Gil, supera un avversario, poi per Torner sul palo lontano dove c'è Ambrosio ma fa buona guardia il portiere Barozzi. Torner per Cinquini, per Gil ancora, profondissima ad Ambrosio, Barozzi che sventa ancora un'insidia, ci prova adesso e ancora Barozzi sul tiro di Torner. Gil in possesso di pallina, l'accelerazione di Gil, poi Monticelli a fermarlo, dall'altra parte il tiro è fuori dallo specchio della porta, finisce a terra Bonarelli ma l'arbitro dice che non c'è fallo. Banini in possesso di pallina, francobollato da Cinquini, sfera all'indietro, Banini deve liberarsi dalla marcatura di Ambrosio, ci riesce prima dei 10 secondi, attenzione Bonarelli che prova sul primo palo dove c'è Riccardo Gnata. Gil con calma rimposta l'azione d'attacco, Gil per Torner ancora per Cinquini per Torner, per Gil Torner, il cambio con Gil per Torner, alla balaustra Davide Banini, trattiene l'avversario, finisce a terra, l'arbitro dice si può proseguire, cascano tutti, non è successo nulla e dunque il Follonica può tornare in avanti per il tiro di prima attenzione altissimo da parte di Nando Monticelli e c'è il time out chiesto dal rossoblu. 5:23 alla fine, 1-0 per il Forte dei Marmi, 5 falli per il Centro Porsche Firenze, a quota 4 il Follonica. Giulio. Sì, secondo me ha fatto bene Bertolucci a chiedere il time out ora, perché nell'ultimo minuto e mezzo il Follonica aveva avuto una maggior presenza nella propria, cioè nella metà pista del Forte dei Marmi, e questo chiaramente se si considera qual è il tipo di gioco che intanto rivediamo
la conclusione di Gil che è finita in rete. Dicevo, quello che è il tipo di gioco del Forte dei Marmi, è chiaro che c'era qualcosa che non andava, infatti subito Bertolucci ha chiamato il time out proprio perché la sua squadra, le sue squadre, perché poi anche il Trissimo lo scorso anno giocava così, hanno sempre il pallino del gioco, no? Anche per motivi ovviamente di organico eccetera, e quindi è chiaro che non devono concedere più di tanto agli avversari, e quando ciò avviene è chiaro che l'allenatore chiama il time out per cercare le contromisure. Intanto finisce adesso il time out, Forte Marmi in pista con Riccardo Gnata, Galbas, Cinquini, Compagno e Ambrosio, dall'altra parte Fede Pagnini, Davide Panini, no, Fede Pagnini, scusate, sì, Davide Panini, Montigel, il pallina, l'accelerazione, supera un avversario, nello specifico Montigel, va alla conclusione che impegna poi Ambrosio ancora, un monumento in piazza Follonica per Barozzi, perché veramente 3 occasioni una dietro l'altra, le ha fermate tutte. Adesso chiede di andare a asciugare la maschera, intanto si prende qualche secondo di riposo, ma veramente 3 occasioni importanti, 3 risposte importanti da un portiere importante. Qui ha salvato davvero il risultato, perché sono arrivate proprio in sequenza, e quindi significa grandi riflessi nel riprendere la posizione. Ecco, le rivediamo, questa è la prima, questa è la seconda e questa è la terza. Guardate quel che ha fatto Leonardo Barozzi. Insomma, lo conosciamo, non è che lo scopriamo adesso, portiere a lungo della nazionale, insomma, insieme a Riccardo Gnata, portiere del Viareggio, del Follonica degli ultimi anni, insomma un portiere che diciamo nella sua carriera non ha vinto quanto avrebbe meritato. Un po', io faccio sempre un confronto con il calcio con Battistuta, no? Certo. La fedeltà a una società gli ha negato trofei che avrebbe potuto vincere a grappoli. Sì, insomma, Leonardo è un portiere che ha fatto, diciamo, pure la storia del suo ruolo negli ultimi anni. Non c'è, secondo me è giusto così, non ha preso la palla, o comunque voleva prendere la pallina, intanto Montigel ha impegnato Gnata. Sì, sicuramente non c'era il rigore. Dall'altra parte adesso Bonarelli però la spara altissima, la serie recuperata da Cinquini, che adesso esce grazie all'aiuto di Compagno, l'accelerazione di Compagno supera anche Bonarelli, poi l'appoggio è per Ambrosio, qui il fallo invece c'è, ma l'arbitro dice che si può proseguire, sfera all'indietro. Abbiamo visto in Champions League che si può anche dare il fallo senza fermare il gioco, quindi concedere il vantaggio. Ambrosio la mette al centro per Galbas, ma c'è l'anticipo di Bonarelli, provvidenziale per i suoi. Adesso è Banini che deve uscire, la sfera è fatta scorrere da Monticelli, non si intende però con il Compagno, e la pallina è riconquistata dunque dal Forte Marmi, che torna avanti a 3,54 con Galbas. Il tiro di Galbas morzato, la sfera è per Fede Pagnini, attenzione all'indietro per Monticelli, Fede Pagnini nell'angolo, su di lui va Compagno, l'appoggio è per Banini, sfera all'indietro, Monticelli, il varco di Monticelli, Galbas su di lui, questa è una bella battaglia, insomma sono 2 rocce. La pallina adesso riconquistata da Cinquini su Fede Pagnini, molto bene per Compagno, chiuso però, non c'è la possibilità dello scarico, dunque la linea di transito è ostruita e si gioca nello stretto. Adesso è Ambrosio dietro porta, aspetta il piazzamento, l'appoggio per Compagno, c'è la stecca di Barozzi, ma arriva Cinquini a riconquistare sfera, arriva fino a fine corsa, poi la cede all'indietro per Galbas, la percussione di Galbas, fascia destra per lui, l'incrocio con Ambrosio, poi fraseggiano i due, Galbas all'indietro per il tentativo, il gol! Martel Squalo, il tiro è di Cinquini, Il gol è assegnato a Cinquini. il gol è stato assegnato a Cinquini, la martellata di Cinquini, no, c'è la deviazione di Ambrosio che l'arbitro non ha visto, ma poco interessa, insomma, di fatto è il raddoppio per il rosso-blu.
ancora Giulio, una martellata da lunghissima distanza, ancora un tiratore che sa tirare molto forte da lunga distanza. Quindi Gran movimento dei suoi compagni, gli hanno aperto un varco allargandosi, ma gol pregevolissimo. ma devo dire che senza voler nulla togliere al Follonica, questo Forte Marmi sta giocando decisamente meglio dell'ultima partita in casa, perché ci sono dei meccanismi che io onestamente non l'avevo visti, e soprattutto quando una squadra come il Forte Marmi si trova di fronte a un avversario che difende bene come sta facendo il Follonica e che in più ha un portiere straordinario come Barozzi, è fondamentale la propria difesa, cioè la difesa del Forte Marmi, perché sbagliare qualcosa in un primo tempo in cui il Forte Marmi ha colpito un palo, una traversa, e ci sono stati almeno 5 salvataggi importanti di Barozzi, un errore difensivo avrebbe modificato tutto. Ecco, devo dire che al di là di quello che sono i meriti delle due reti che ovviamente fanno la differenza, però secondo me il Forte Marmi stasera sta giocando anche una grandissima partita difensiva contro un avversario, lo ripeto, in cui tutti sanno segnare bene. Senza ombra di dubbio, e ricordo che 2-0 quando mancano 2:38 alla fine del primo tempo non vuol dire nulla, no, ovviamente. Però insomma il Forte Marmi adesso può impostare la partita in un'altra maniera. Vediamo intanto Marco Pagnini rientrato che interessa subito, prova a impensierire Riccardo Ognata, adesso sembra alzare il ritmo il Follonica per cercare il varco. C'è il fallo a carico del Follonica, la sfera recuperata dal Forte Marmi, poi Panini allontana sfera e porta a 5 falli per la sua squadra, a quota 5 anche il Forte Marmi, 2:15 alla fine, 2-0, 2 martellate dalla distanza. Gil inizia all'11° e al 22° Cinquini, anche se mi sembra di aver visto una deviazione, ma insomma ha segnato a Cinquini. Galbas in possesso di sfera, Galbas ancora per Ambrosio, per Compagno, all'indietro per Galbas, la percussione di Galbas, toccato duro da Fede Pagnini, poi subentra anche Davide Panini, Marco Pagnini con l'aiuto per la sponda per il bomber Davide Panini, il tiro smorzato, la sfera sparata lontana, poi la recupera ancora il Follonica, la conclusione presente, risponde Riccardo Ognata, quasi una telefonata, una su terra centrale. Sfera all'indietro per Galbas, ancora Galbas in possesso di sfera per Cinquini, da questi a Galbas, Cinquini ancora, Galbas, il velo, la sfera è per Compagno, dietro porta per Galbas, incrociano i due, Compagno, Galbas ancora per Ambrosio, siamo ai limiti del 45, perciò c'è l'obbligo di andare al tiro, cedere sfera, ci prova Cinquini, la recupera ancora, poi c'è il contatto, c'è il fallo, la battuta, torna in avanti il Follonica che mi pare in questo finale aver velocizzato molto l'azione. Monticel per Pagnini, attaccato, finisce a terra, l'arbitro dice che c'è il fallo, chiede un cartellino Marco Pagnini, ma insomma aveva, cioè forse il contatto sì, è da blu, ma però mi sembrava che fosse anche scivolato. Sì, ma poi voglio dire, il contatto c'è stato, ma di fatto stava guardando la propria porta, stava tornando a ritroso, insomma il fallo di squadra mi sembra più che sufficiente in questo caso, anche se c'è questa regola anomala dove puoi prendere un tiro diretto cadendo dietro la propria porta. E c'è adesso ancora un fallo di squadra per il rossoblu, fischiato per non aver mantenuto la distanza, fiscalissimo in questo caso fronte, perché i 3 metri c'erano, ve lo assicuro, anche perché poi non è che siamo al limite dell'area. No, ma poi 3 metri c'erano, posso assicurarlo. E intanto Ambrosio porta via sfera a Fede Pagnini, 16 secondi, Galbas ancora, l'arbitro fischia i 10 secondi, battuta in questo momento, ma al Forte Marmi, perché Ambrosio la recupera per Galbas, per Ambrosio, per Cinquini al centro per Compagno,
la smanacciata gli toglie il tempo, ma ancora una grande occasione. Dunque Giulio, le ultime parole di questo primo tempo, il mio commento dice: il Forte dei Marmi fa la partita, Barozzi salva il Follonica. Che è vero che hanno avuto grandi occasioni, ma Barozzi è quello che ha lavorato di più. Credo che oggettivamente il maggior numero di occasioni l'abbia avuto il Forte dei Marmi, e ne ha avute anche palo traversa, insomma, abbastanza grosse. E il Follonica comunque è una squadra più che mai viva, non va assolutamente sottovalutata, anche perché è in grado di riaprire la partita in qualunque momento. Il Forte dei Marmi, devo dire che per ora sta interpretando molto bene la gara. Mi è piaciuto anche il fatto che a 10 secondi, 9 secondi dalla fine ha recuperato la pallina, poteva tenerla, hanno provato ad andare al tiro anche in quel momento lì. Questo è proprio il credo fondamentale di Alessandro Bertolucci, le sue squadre giocano così. Bene, io ringrazio l'amico Giulio Arnolieri per il commento, l'amico Giuseppe Nardini per la ripresa, la parte tecnica, tutti questi ammennicoli, fili, cavi e interruttori, e alla console dei bottoni davanti al computer come sempre il re dei bottoni è Simone Polacci in regia. Da parte di Fabrizio Ercolini al momento è tutto, qualche minuto di pausa anche per noi, ci risentiamo per il secondo tempo. l'hockey è radicato nel sangue. Vi aspettiamo numerosi al palazzetto. Lotteremo insieme per una grande stagione.
l'hockey è radicato nel sangue. Vi aspettiamo numerosi al palazzetto. Lotteremo insieme per una grande stagione. Vi aspettiamo al palazzetto. Il Versilia l'hockey è radicato nel sangue. Vi aspettiamo numerosi al palazzetto. Lotteremo insieme per una grande stagione. Vi aspettiamo al palazzetto. Versilia l'hockey è radicato nel sangue. Vi aspettiamo numerosi al palazzetto. Lotteremo insieme per una grande stagione. Vi aspettiamo al palazzetto. Bene, si torna in pista per questo secondo tempo. Gnata, Gil, Ipignazar, Torner, Ambrosio, Monticel, Pagnini, Marco Pagnini, Buralli e Davide Panini. E il Forte dei Marmi parte con Gil,
per Ambrosio al centro, niente da fare, il risultato ricordo 2-0, 7 falli rossoblu, 5 per i ragazzi del Golfo. Gil in possesso di sfera. Giulio, che cosa ci dobbiamo aspettare dal Follonica soprattutto? Il Follonica deve cercare chiaramente di riaprire la partita, che peraltro non è chiusa, nel senso di riportarsi sotto, e il Forte Marmi deve essere bravo a gestire bene la pallina come ha fatto fino ad ora in difesa e a cercare di trovare lo spazio buono per superare un Barozzi che, come abbiamo visto, è molto difficile da superare. Senza ombra di dubbio Barozzi, che io credo che la prestazione di Barozzi valga almeno 3 gol stasera, perché veramente è riuscito a fermare in più e più occasioni, insieme a una traversa e a un palo, le incursioni del rosso-blu, e adesso è il Follonica che può andare a battere sfera. Marco Pagnini, con lui c'è Banini, Montigel e Pagnini, scusate, colonne, non un secondo di riposo se non quelli obbligati dall'arbitro. Sfera all'indietro Buralli, su di lui va Torner, la sfera è per Banini, sfera all'indietro sporcata da Fede Ambrosio, ancora per Buralli, Torner in anticipo, porta via sfera per Gil, per Torner al centro per Ambrosio, sfera che si impenna, beccato in un momento rarissimo di scordinazione Ambrosio, occasionissima rosso-blu, ma ancora salvo il Follonica, risultato fermo sul 2-0. Questa poteva essere una rete molto pesante, questa qui, se fosse entrata. Senza ombra di dubbio. Di fatto il Follonica adesso ci prova. Torner, grande fase difensiva, ma del resto El Niño lo conosciamo, ha un rapporto tempo-prestazione impressionante. Ancora Ambrosio in possesso di pallina per Gil, cerca un compagno, poi cerca di metterla al centro, ma Marco Pagnini fa buona guardia. La sfera dall'altra parte, corre veloce in profondità per Davide Banini, di Pignazar su di lui, dietro porta per Buralli, Torner, fanno 2 sportellate, alla meglio il ragazzo del Golfo. Pagnini, il tiro accompagnato, niente da fare, Gil la porta via, Gil ancora, poi l'appoggio e si intromette per i Pignazar, ma si intromette Pagnini, chiede scusa Gil. La serie però è per Davide Banini che porta l'incursione, anticipo netto di Ambrosio su Montigelle, Forte Marmi che può tornare in avanti. Torneri in orizzontale per i Pignazar ancora per Gil, dietro porta c'è Fede Ambrosio, l'incrocio, la sfera ad Ambrosio è per Gil, l'accelerazione per i Pignazar, chiama lo schema, intanto si alza il pressing dei biancazzurri, ma Gil per i Pignazar che arriva in aria, spintonato, poi ci prova e ancora si distende Barozzi, ma attenzione al contropiede. Pagnini poi fa tutto da solo e la spara addosso a Ambrosio che la recupera per i suoi, la rilancia per Gil, velocità per i Pignazar, la piazza i Pignazar, sfera di un soffio, non entra, di fatto ancora un'occasionissima rosso-blu, ma fermo il risultato sul 2-0, sfera fuori dal rettangolo di gioco, la punizione in favore del Follonica che si fa sì pericoloso, ma in questo avvio, questi primi 3 minuti, Forte dei Marmi sì, dovrebbe chiudere la partita il Forte dei Marmi, perché ha avuto 2 occasioni, quella prima con Ambrosio, a parte la parata di Barozzi, e questa ora con i Pignazar, che con il talento che hanno questi giocatori dovrebbero cercare di metterla dentro. Poi noi si fa presto a parlare di qui, senza ombra di dubbio. No. Però Banini per Buralli finisce a terra, insieme a lui finisce a terra anche Ambrosio, poi il più veloce a rialzarsi è Buralli, si è visto che l'arbitro non gli fischiava niente. Poi Gil su Montigel, la sfera è per i Pignazar all'angolo, pressato da Davide Banini, da questi a Torner ne esce, supera l'avversario di slancio, la mette al centro, ancora occasionissima che non si insacca per l'intervento del portiere del Golfo. Ancora i ragazzi di Silva a manovrare, Buralli per Pagnini,
Pagnini per Banini, poi ancora Ambrosio in fase difensiva per Ipignazar per Torner, attaccato Ambrosio che però l'allarga troppo, tentativo di prima intenzione non precisissimo e dunque il Follonica può rimpostare l'azione d'attacco. Intanto se ne sono andati 4 primi e 40 nel corso del secondo tempo, risultato fermo sul 2-0. Adesso ci prova Davide Banini, Ipignazar su di lui, da questi a Buralli, cerca una soluzione, la trova su Montigel, incrociano i due per Davide Banini, poi c'è il tentativo dietro porta, niente da fare, e poi il gol di Montigel sulla sfera portata da Davide Banini. Succede un po' di tutto, ma di fatto la sfera arriva sulla stecca giusta, eccola qua, l'uscita non si può sbagliare di Riccardo Ognata, e c'è il gol di Montigel che dimezza il vantaggio rossoblu, dimezza il vantaggio 2-1. Montigel dopo 5 primi e 0-9, gol importante lavorato e costruito da Davide Banini e concluso da Montigel. Intanto c'è il richiamo di fronte a Montigel che aveva qualcosa probabilmente da dire, non stavo seguendo. Anche Barozzi sta richiamando l'attenzione dell'arbitro, non capisco per quale motivo, perché ovviamente di qui non si sa. Sottolineo che il gol di Montigel è arrivato in quello che è praticamente il primo vero errore della difesa del Forte dei Marmi in questa partita, e questo la dice lunga sulla pericolosità del Follonica che abbiamo sottolineato dall'inizio. Bertolucci si è arrabbiato molto in questa occasione. Tanto è Torneri in possesso di sfera per Gil, supera l'avversario per Chicco Rossi, per Torner, sfera all'indietro per Gil, l'accelerazione, la spinta di Montigel, l'arbitro dice che si può proseguire ai 4 cantoni. Chicco Rossi, l'incrocio, ancora Rossi per Ipignazar, il varco, la martellata fermata, subentra Torner, alla balaustra la meglio però il Follonica che torna in avanti con Montigel, da questi a Pagnini, percussione di Pagnini, sfera che rimane di Buralli, poi non trova la deviazione, dunque Follonica che va a manovrare, Forte dei Marmi, centro Porsche che deve difendersi. Banini ancora in possesso di sfera, Banini dietro porta, poi per il tentativo di Buralli controllato di Ipignazar, ancora Buralli per Banini che riprende il 45 facendola toccare sul corpo del portiere, sfera all'indietro, la recupera Rossi, vola Rossi in avanti, ci prova ad incrociare fuori dallo specchio della porta, ma ancora il Forte dei Marmi con Torner per Rossi, ancora Rossi, se ne va, poi viene contrastato, dice l'arbitro, regolarmente da Montigel. Adesso deve disporsi il centro Porsche, ancora Gil dietro per Ipignazar attaccato vittoriosamente questa volta da Montigel. Attenzione, Marco Pagnini cerca di far tutto da solo, costretto ad uscire dalla zona calda, va a girare sfera, Buralli se ne va, lo scontro, non c'è fallo, Chicco Rossi, Buralli alla balaustra, ne esce Torner per Chicco Rossi, e poi la stecca forse altissima di Chicco Rossi, l'arbitro dice si può proseguire per il vantaggio, Follonica che torna in avanti, ancora un'occasione per il rossoblu, ma di fatto non si schioda dal 2-1. Forte dei Marmi, l'ultimo gol, il primo gol del Forte dei Marmi è di Cillo all'11:50, poi al 22 il raddoppio di Cinquini, accorcia dopo 5 minuti della ripresa Montigel, 17:20, Montigel ci prova dalla lunghissima distanza, la deviazione, la sfera ancora dritto per dritto, risponde senza difficoltà Riccardo Ognata, la sfera è per Gil che la ricira ancora per Ipignazar per Gil per Chicco Rossi, la girata di Rossi e il guantone di Barozzi,
La sfera è per Pagnini, ma non l'aggancia il marco nazionale, dunque Fortemarmi che torna in avanti. Rossi di prima intenzione, occasionissima, 3 tocchi al tiro, ma di fatto vediamo che c'è stata la deviazione. Intanto dentro Fede Pagnini, insieme a lui Montigel, Banini e Marco Pagnini. Torner, Compagno, Ipignazar e Chicco Rossi. Un paio di buone occasioni di Rossi, adesso sfera persa, attenzione, Fede Pagnini per Buralli, all'indietro per Montigel che la gira, manovra il Follonica, si deve difendere il centro Porsche. Ancora Buralli attaccato alla meglio, Compagno, se ne va Compagno, si ferma, la cede a Torner, da questi a Rossi, un passo indietro, dunque non può andare alla deviazione di prima intenzione come la sua volontà, e la sfera torna all'indietro, torna ad impostare il centro Porsche. Torner per Chicco Rossi, per Ipignazar, ancora Compagno, Torner, Compagno per Torner ancora, attaccato, trova il varco, poi per Compagno che si allarga, cerca di piazzarla sul palo dove dovrebbe esserci Torner, ma c'è la sfera sporcata dall'avversario. Ancora i 45 recuperati da Compagno proprio sul limite, dunque può rimpostare. Intanto si prepara al rientro in pista anche Galbas, è Torner a fargli spazio, Chicco Rossi dietro la porta di Barozzi, adesso Ipignazar, è Cisco che va a cercare il passaggio all'indietro per Galbas. Galbas si allarga, l'appoggio è per Compagno, da questi a Chicco ancora alla sponda, ancora per Compagno, c'è la trattenuta ed è rigore sacrosanto questa perché volta. Qui la pallina l'avrebbe presa Compagno, poi magari non entrava, però l'avrebbe presa. Sì, no, c'è stata la trattenuta sulla stecca, dunque il rigore, eccolo lì. Rigore sacrosanto quando sono passati 10 e 29. Si fa tanto per dire, no? Però ecco, avrei lasciato tirare Compagno perché probabilmente l'avrebbe pagato. Comunque la torna in pista appositamente. E sarebbe molto importante per Fortemarmi riuscire a riportarsi in doppio vantaggio con 15 minuti della fine, perché questo Follonica abbiamo visto che è molto pericoloso. El Niño contro il portierone Barozzi, vediamo se riuscirà Eric Torner a riportare a +2 il rosso-blu, tutto meno che semplice. Ci prova, infatti è difficilissimo e Barozzi riesce a fermare. È il secondo tiro piazzato sbagliato dal Fortemarmi. Senza ombra di dubbio, intanto fuori Torner, torna in pista Galbas, anche ben indirizzato, ma Barozzi ci ha messo il guantone. Adesso spintonate da una parte e dall'altra, prima Montigel su Chicco Rossi, poi Rossi su Montigel, e dunque Montigel che chiede di asciugare la pista per spezzare la trama rosso-blu. Punito il fallo di Chicco Rossi con l'8º fallo di squadra, a quota 5 il Follonica, e anche questo diventerà un fattore perché mancano 14 e 21 e il Follonica è uno specialista come Banini, senza ombra di dubbio. Oltretutto, insomma, sappiamo che il modo di difendere del rosso-blu porta a commettere falli. Di offendere è proprio un tipo di gioco che Compagno adesso se ne va in fascia sinistra, supera un avversario, il secondo, cede all'indietro per Galbas, ancora per Compagno, fa fuori un avversario per Galbas, il tiro di Galbas è però fermato da Fede Pagnini che cerca di andarsene in fascia sinistra. Galbas su di lui, lottano i due, resiste, e questa anche qui è una bella sfida a sportellate. Intanto è Bonarelli subentrato a Marco Pagnini che prende il primo turno di riposo.
Fede Pagnini per Buralli, Bonarelli, Montigel, l'accelerazione di Montigel, arriva fino a fine corsa, dietro porta c'è Bonarelli, ancora lui, la sfera, attenzione che rimane lì, ci prova Montigel, passa abbondantemente al lato, la recupera poi Chicco Rossi, al momento di andare alla finta però è disturbato dal portiere Barozzi e dunque la pallina torna in rosso-blu, ma persa una buona occasione e il gol! Checco Compagno! 3-1! Gol alla Gil, Un gol alla Cilma, purtroppo per noi, ricordo bene quando ci ha castigato in gara 5 anche alla Compagno. Dunque gran gol, importante. Senza voler nulla togliere agli altri, credo che Compagno meritasse ampiamente questa rete per quello che ha fatto stasera, ma anche in altre partite, perché è sempre un giocatore in grado di mettere in grossa difficoltà gli avversari, come prima quando li ha costretti a rigore. E intanto una conclusione adesso di Ipinazar terminata fuori. Intanto la sfera è recuperata da Bonarelli, attenzione alla reazione del Follonica, Bonarelli la mette dall'altra parte per Buralli, poi l'uscita di Riccardo Ognata e l'arbitro dice che è rigore. Rivediamola perché sarebbe interessante, ma sinceramente ha preso prima sfera e poi gli sono crollate addosso sia Pignazar che Banini. Su questo rigore ho qualche dubbio in più di quello di prima. Di fatto così ha decretato l'arbitro. Dunque c'è il time out chiesto da subito da Mirko Bertolucci. Scusate, da Alessandro Bertolucci. Mirko Credo che sia in tribuna. no, ma perché stavo guardando il nostro direttore sportivo e ho fatto un mix mostruoso fra De Gerone e Bertolucci. Comunque non si offenderà se ho nominato il fratello. Di fatto Alessandro ci parla subito con i suoi, vediamo chi sarà l'incaricato del rigore. E adesso vediamo che è tutto nelle mani di Riccardo Ognata. Ancora una manciata di secondi, ricordo 3-1 il risultato con Banini che va a cercare ad impensierire Riccardo Ognata. Buralli, altro specialista che in questa stagione ha già Buralli. varie volte sfruttato i tiri diretti. Buralli dunque a battere il rigore contro Riccardo Ognata, oltretutto giocatore che viene dalla 2, perciò un po' più sconosciuto nell'esecuzione. Il tiro al gol non si smentisce Muralli, l'avevamo detto in apertura che era un bomber e riesce a prendere il tempo a Riccardo Ognata e dunque a riaprire il tutto. 3-2, 12-32, l'avevamo detto in apertura sia con Bertolucci che con Silva che sarebbe stata una gara tiratissima. E così è. Battuta in questo momento, Compagno in possesso di sfera, supera un avversario, ci prova subito la deviazione, la sfera che rimane di Buralli che va a riconquistarla, il disturbo di Compagno, poi la sfera lunghissima per Davide Banini, va Ipignazar su di lui, dietro porta si fa spazio ma a mia maniera, in questo senso anche in maniera irregolare, perché poi la sfera rimane lì ma insomma spintonato e di spalle, l'arbitro dice che lo si può fare. Buralli il tiro, questa volta Riccardo Ognata, poi Chicco Rossi se ne va ma è solo, si ferma a fine corsa e decide di rimpostare l'azione d'attacco con calma per Galbas, per Ipignazar, ancora per Galbas, come predica sempre il buon Alessandro Bertolucci, serve tanta pazienza. Galbas ci prova, la sfera poi riconquistata da Banini.
che la dà lunghissima a Bonarelli nell'angolo, su di lui si porta Chicco Rossi, costretto ad uscire fino al limite dell'antigioco. L'appoggio è per Buralli per Banini, ancora per Fede Pagnini, sporcata la sfera ma è Chicco Rossi che la recupera per il rosso-blu. Da questi ai Pignazar, Ottima partita di Rossi, gli è mancata solo la rete. adesso è Molto utile. Compagno, l'accelerazione fra i due avversari, la cede ai Pignazar, la cambia dall'altra parte per Galbas, per i Pignazar ancora onnipresente. Chicco Rossi, incrociano i due, dietro porta i Pignazar, l'incrocio per cercare di liberare qualcuno al filo, poi ci prova i Pignazar ma la sfera è recuperata. Dunque Panini può impostare l'azione con una sfera lunghissima che è preda di Davide Panini. Panini ancora all'indietro per Marco Pagnini. Pagnini al centro per il nulla, la sfera recuperata del rosso-blu. Ancora Pignazar per Galbas. Il cambio fuori Pignazar, dentro Cinquini, autore della seconda rete rosso-blu. Ancora per Chicco Rossi per Cinquini che trova il varco, poi attaccato alla balaustra, deve resistere alla carica. Il cambio è per Galbas al limite dell'antigioco, sfera per Chicco Rossi ancora per Cinquini per Rossi, deve girarsi, lo fa in questo momento, la cede a Galbas. Bisogna andare a riprendersi il 45, Galbas ci prova a incrociare, sfera che finisce fuori dal rettangolo di gioco, scadono i 45 secondi, Forte Armi che gioca al limite, 3-2 il risultato, dunque 9-29 alla fine, c'è di che attendersi ancora sorprese. Giulio. Ma senz'altro un'eternità hockeyisticamente parlando, 9 minuti e mezzo, può succedere veramente di tutto. E Forte dei Marmi che per merito del Follonica in più la un po' in affanno nelle azioni del Follonica, che nel momento in cui forse provava a insistere in maniera anche un po' confusa, però è stato come un po' stata la rete di Montigella prima, si è trovato un po' in difficoltà il Forte dei Marmi. 9-16 alla fine, battuta in questo momento Rossi, dietro porta si fa vedere Galbas che riceve, aspetta il piazzamento, l'incrocio fra Rossi e Compagno, la sfera è per Compagno che supera un primo avversario, poi va al tiro, sfera deviata fuori dal rettangolo di gioco, la punizione in favore del rosso di Barozzi. Tutto pronto, Chicco Rossi, il fallo di Barozzi, la stecca fuori dall'area di competenza, chiesta la distanza, battuta in questo momento. Dunque Pagnini però riesce a soffiare sfera, la serve a Banini che la mette al centro per Riccardo Gnata che deve compiere un autentico miracolo su Fede Pagnini. La sfera recuperata, Galbas, poi il fallo ma l'arbitro lascia la norma del vantaggio. Compagno per Cinquini, pericolosissimo il Follonica. Sfera persa malamente dal rosso-blu. Sì, lasciato troppo solo Federico Pagnini, anche perché in queste circostanze mettere l'uomo davanti alla porta è normalissimo nell'hockey. Qui finisce a terra Rossi al limite dell'area, una posizione buona per i tiratori. E dicevo prima, Federico Pagnini è stato colpevolmente lasciato solo in area, è stato molto bravo Ognata. Intanto c'è da asciugare la pista. È chiaro che il Follonica in questa situazione, dovendo recuperare una rete, non avendo niente da perdere, perché poi comunque gioca fuori casa contro la potenziale, prima che se ricapiterà venga salvato il Forte Armi ancora da Gnata. Intanto la sfera è sulla stecca di Galbas, vicino a lui c'è Compagno, due uomini in barriera, al centro al limite della lunetta una bomba, Banini e poi ci prova Compagno ma la sfera è riconquistata da Montigel, poi Chicco Rossi subentra, non c'è nessuno per lo scarico, dunque deve tornare sfera all'indietro, l'incrocio Compagno per Chicco Rossi, Rossi la mette al centro, poi è
fischia i 45 secondi, ma intanto si sta preparando a rientrare Ambrosio, che Ambrosio mi pare che in questo secondo tempo abbia giocato piuttosto poco, se non vado errato. nel secondo tempo non ha avuto molti minutaggi. Ci prova adesso Compagno a piazzarla, è ancora Barozzi a salvare il Follonica. Attenzione che dall'altra parte Compagno cerca di smanacciare, l'arbitro dice che si può proseguire. Monticelli in possesso di pallina, deve uscirne su Bonarelli, ci riesce con l'intervento su Banini che cerca la percussione, poi niente di fatto, la porta via Cinquini, la serve a Compagno, da questi a Galbas, per Compagno ancora che si libera dalla conclusione, Sfera che rimane lì, il palo sotto gamba di Cinquini. E intanto fuori Chicco Rossi e dentro Fede Ambrosio. Forte che ha costruito anche stasera una serie infinite di azioni e di palle gol, però di fatto siamo qui a soffrire. E prima a 6 a Gnata 33 ha rischiato tantissimo. Una grande parata col guantone. Ci prova subito Ambrosio, scusa Giulio. No, ha fatto una grande parata Gnata su una specie di pallonetto di Banini, se non sbaglio, forse lui, in area, che aveva cercato l'angolino alto e Gnata ci è arrivato col guantone e quello con la stecca. Tanto Tornera al posto di Compagno, turno di riposo anche per il numero 77 Compagno. Torner spintonato, resiste alla carica, mantiene il possesso, attaccato, un po' fuori un avversario, la mette al centro per Ambrosio, ancora Barozzi a dir di no, poi cerca di arpionare Sfera Torner, ma la meglio Bonarelli. Attenzione, 2 su Bonarelli, la Sfera è per Ambrosio che la scarica su Galbas. Percussione di Galbas, il tiro di Galbas murato, ma è ancora lui in possesso di Sfera, schiacciata la sponda, vale il 7° fallo a carico del Follonica, che chiede il time out con il suo mister Sergio Silva quando mancano oramai una forma tattico della superiorità del Forte dei Marmi a livello di gioco nel primo tempo è un po' saltato, nel senso che il Follonica si è creato vari pericoli, sempre meno del Forte dei Marmi, però credo complessivamente più che nel primo tempo, quindi è una partita ancora molto molto incerta, anche perché la squadra di Silva, giustamente l'aver segnato il 2-1 e poi il 3-2, è chiaro che a livello psicologico è stata una grossa iniezione di fiducia, per di più poi il fatto che Gnata 2 o 3 interventi veramente pericolosi nella ripresa l'ha dovuti fare, quindi è chiaro che il Follonica ci crede e ci deve credere fino alla fine. Senza ombra di dubbio. Intanto le formazioni tornano in pista per riprendere a giocare e ovviamente il canovaccio sarà lo stesso. Vediamo in pista per il Forte dei Marmi Cinquini, Torner, Ambrosio e Galbas, dall'altra parte Banini, Montigel, Pagnini e Buralli che ha fatto un ottimo impatto sulla gara. 5:40 alla fine, 3-2 il risultato. Battuta la Sfera, Ambrosio, ancora lui cerca di darla all'indietro, pallina per Galbas, intervento dell'avversario, adesso Buralli costretto a uscire dalla zona calda da parte di Galbas, si spintonano i due, poi il tentativo, Sfera che si impenna, finisce altissima la punizione in favore del Forte dei Marmi e c'è il richiamo ufficiale a Bertolucci da parte di Filippo Fronte, uno dei due arbitri, mentre era Brambilla a indicare la punizione in favore del rosso-blu. Bisogna aspettare qualche secondo. Proteste della tifoseria bianco-azzurra, 5:12 alla fine. Tutto pronto, battuta in questo momento, ancora Galbas per Torner attaccato vittoriosamente da Banini, attenzione Montigel, Banini per Pagnini, poi la fase difensiva rossoblu questa volta è importante, si chiude Cinquini, Ambrosio, Galbas ne esce, la serve a Torner, ma bisogna fare un po' più attenzione a perdere queste sfere sanguinose là davanti. Cinquini in possesso di pallina, torna all'indietro per Torner, il più arretrato dei suoi. Torner esce dalla zona buia,
in orizzontale c'è Cinquini, ma ancora Davide Vanini che fa buona fase difensiva. Da questi a Montigel, Silva che fa ampi cenni ai propri giocatori. Vanini per Marco Pagnini, cerca di farsi vedere Pagnini, ancora lui dietro porta per Vanini, per Pagnini, ma non c'è la possibilità del tiro per l'incursione difensiva da parte di Cinquini. Adesso è Galbas che se ne va fra due avversari, non supera il terzo, ma c'è Ambrosio che la mette lì per Torner, per Ambrosio ancora. Ambrosio è costretto a girare Sfera all'indietro, vita dura per Ambrosio, ogni volta che raccatta Sfera ci sono almeno due uomini su di lui quando è al limite dell'area, e questo purtroppo è il destino del Bomber. Adesso il passaggio sbagliato, poi Ambrosio cerca di rimediare e ce la fa bene, porta via Sfera e segna il gol! Lo squalo morde anche questa sera, dicevo, viene marcato in maniera spaventosa e allora decide di far tutto da solo. Vediamolo, si porta via Sfera e incrocia una martellata che vale il 4-2, ancora più 2 rossoblu. Gol spettacolare da Ambrosio, ma del resto non abbiamo visto, forse quello di Montigel perché è venuto da un'azione in confusione, ma poi anche il rigore è stato tirato molto bene da Buralli, non abbiamo visto gol banali. No, assolutamente, ma questo è stato veramente bravo Ambrosio, perché si è trovato la possibilità di puntare direttamente a rete, non solo l'ha sfruttata ma ha segnato con un tiro veramente imprendibile, niente da fare per Barozzi. E ora vediamo, il Forte dei Marmi non deve commettere errori perlomeno per un paio di minuti, poi dopo se li può anche forse permettere uno nel finale, ma effettivamente deve assolutamente evitare a poco più di 3 minuti dal termine di far rientrare in partita, diciamo, più di quanto non sia il Follonica. 2 gol nell'hockey in 3 minuti si rimontano tranquillamente, quindi non è 3:30 esattamente, e quindi non è che il Follonica è fuori dalla partita, però è chiaro che i 2 gol di vantaggio il Forte deve essere in grado di gestirli, anche perché insomma, la rosa è quella che è, gli obiettivi sono quelli che sono e certi risultati passano anche dalla gestione in questi momenti. E intanto mi par di sentire Alessandro che gli predica calma, lavoro e evitate di fare falli, insomma giustamente dalle istruzioni suoi. Pagnini la butta là, c'è Vanini in anticipo su tutti per Montigel, ancora Montigel, Sfera all'indietro, Pagnini, da questi a Buralli il blocco, Buralli la conclusione, la deviazione di Pagnini che si impenna, Sfera alta, punizione in favore del rossoblu. A mio avviso c'era anche uno spintone, sì, ai danni di Torner, l'arbitro aveva già fischiato, però lo spintone c'è stato senza ombra anche di perché dubbio. Torner era nettamente in vantaggio, è finita a terra, quindi tanto viene rettificata la posizione, chiesta la distanza dei 3 metri, bisogna arretrare. Torner per Ambrosio, Ambrosio per Cinquini, per Ambrosio, poi Ambrosio ancora lotta con Montigel, finisce a terra e c'è il blu, da capire a chi, a mio avviso è Montigel perché siamo nella zona molto buia, esatto, il blu per Montigel. Ambrosio se n'era andato, quello che siamo riusciti a vedere, eccolo qua, Ambrosio che si porta via Sfera, Montigel lo mette giù, c'è dunque il blu per Montigel. Quando mancano 2:34. Si lamenta Montigel, si lamenta tutto il Follonica, però insomma queste però sono cose, ora sinceramente ormai c'è questo vizio di lamentarsi. Per noi che abbiamo visto l'hockey del Carlo, dei Brunner, io ricordo un allenamento del buon Battistella dove istruiva i giocatori su come si sarebbe comportato l'arbitro, perciò insomma
Comunque il Forte dei Marmi, quando anche non segnasse, potrebbe gestire 2 minuti, quindi la parità numerica si ristabilirebbe a 30 secondi circa dal termine. Poi chiaramente se Ambrosio segna è meglio per il Forte dei Marmi. Nome esatto, Giulio. Vediamo quello che è. No, non ha segnato, ha dato solo il blu. Questo scopre un regolamento nuovo anche stasera. È stato assegnato il blu per il fallo ma non il tiro. Allora, perché siccome vedo l'8º fallo del Follonica, quindi probabilmente ha fischiato il fallo e poi l'ha espulso per protesta. Può essere. Vabbè, di fatto c'è la superiorità numerica. Vediamo come la gestirà il Forte. Ovviamente il Follonica deve andare a caccia della sfera, il Forte Armi deve almeno riguadagnare il 45 in più occasioni. Ancora per Galbas, dietro porta per Cinquini, dall'altra parte per Torner. Tanto siamo ai 3 secondi, ci prova Ambrosio, la tocca Varozzi, finisce fuori dallo specchio della porta, riguadagnati i 45 secondi. Chiede calma e pazienza e la larghezza Alessandro Bertolucci. Galbas arriva dietro porta, poi però si intromette Pagnini, sfera dall'altra parte, ma c'è Ambrosio che la può girare all'indietro. Ancora per Ambrosio, per Galbas, non si intendono i due, dunque la sfera è ancora però per il rosso-blu, che nel frattempo hanno recuperato i 45. Si lotta all'angolo, 2 su Ambrosio, la recupera Banini che può tornare in avanti. La sfera è ancora per Buralli che la mette nel press del portiere Barozzi. L'arbitro dice che ci sono i 10 secondi, dunque se ne va adesso Ambrosio a tu per tu, poi non va al tiro. E poi la martellata di Torner che colpisce il portiere. 4-2 risultato a 43 secondi alla fine. Forte dei Marmi che sta controllando un Buralli che porta sfera. Ancora la sfera riconquistata, siamo 4 contro 4 con Bonarelli che maura la sfera per i suoi. Ancora per Buralli, finisce a terra, l'arbitro assegna il 9° fallo di squadra al Follonica e qui a mio avviso il blu ci stava, Giulio. Sì, che l'intervento è stato sulle gambe, netto. Qui o gli dai la simulazione che non o se no era il blu. Ma del resto anche prima, voglio dire, insomma, qualche sbavatura nell'arbitraggio c'è stato, ma da una parte e dall'altra. Dunque 17 secondi alla fine, potrebbe anche avvenire un suicidio collettivo, ma se non avviene questo il Forte dei Marmi torna capolista. La sfera è in avanti, attenzione, Buralli, 2 secondi, Forte dei Marmi torna capolista, vince 4-2 su un Coriaceo Follonica con calma, pazienza, con qualche sbavatura difensiva, ma con insomma 4 reti che portano 4 nomi e questo non è da poco. Apre il primo di compagno una martellata, Cinquini non è da meno e risponde con un'altra martellata, 2-0 alla fine del primo tempo. Nel secondo tempo accorcia Monticello su un'azione confusa costruita da Banini e finalizzata da Monticello, poi il rigore di Torner parato, compagno 3-1, il 3-2 è un rigore di Buralli trasformato, il 4-2 Ambrosio che il sigillo lo mette sempre e dunque questo è quanto. Il Follonica non esce sicuramente ridimensionato da questa sconfitta, anzi ha giocato una gara gagliarda, ma il Forte dei Marmi, perdonatemi, al momento mi pare un gradino sopra. Sì, condivido in tutto e per tutto, perché chi ha visto la partita anche semplicemente
con un pallottoliere, contando le occasioni. È chiaro che le occasioni non finalizzate condannano, però il Forte dei Marmi credo abbia meritato la vittoria contro comunque un Follonica che nel secondo tempo l'ha messo indubbiamente molto più in difficoltà che non nella prima frazione. Un Forte dei Marmi che riconquista il primo posto in classifica, che deve ancora recuperare la partita di Vercelli. Se dovesse vincerle tutte si presenterebbe alla sfida contro il Trissino del 10 di dicembre con 4 punti di vantaggio, quindi potendo anche accontentarsi del pareggio, al limite anche perdendo. Però non dimentichiamo che il primo posto in classifica significa essere la testa di serie numero 1, il primo posto alla fine del girone d'andata significa essere testa di serie numero 1 per la Final Four di Coppa Italia, 8 di Coppa Italia. Quindi ripeto, secondo me un Forte dei Marmi che ha meritato, mi è piaciuto moltissimo nel primo tempo, un po' più in affanno, ripeto, per merito del Follonica nel secondo, però credo che i 3 punti siano anche stasera meritati. Grazie e buona serata. Bene, io ringrazio l'amico Giuliano Rieri per il commento, lo lascio al suo pezzo per la pagina sportiva della Nazione, pagina della Versilia, che potete leggere domani sul quotidiano locale. Il mio grazie va a Giuseppe Nardini per le riprese e la parte tecnica, e ovviamente al re dei bottoni Simone Polacci per la regia. E consentitemi ancora un pensiero e una dedica di questa vittoria all'amica Paola, che purtroppo da questa sera non potrà più seguire qui al Palasport la formazione del Forte dei Marmi. Intanto Gil fa danni, lancia in tribuna i guanti, il signore è scivolato nel tentativo di prenderli, dunque non è successo nulla. Da parte di Fabrizio Ercolini è tutto, la linea va alla regia.